Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Ciao a tutti amici di Mattoscacco, ben trovati. Siamo già al quinto turno del Tata Steel, torneo fortissimo che si sta giocando in questi giorni con i migliori giocatori al mondo. Vediamo la classifica dopo 5 turni e vi racconterò cosa è accaduto di incredibile in questo quinto turno. In prima posizione dopo 5 turni un uomo solo al comando e si tratta del giovane uzbeko Abdusattorov. Con 2713 punti si trova a 4 su 5, qualcosa di incredibile. Seguito a mezzo punto Anish Giri, che al quarto turno, se vi ricordate, ha battuto niente poco di meno che Magnus Carlsen, e poi un duetto a 3 punti Caruana, che non ha bisogno di presentazioni, così come il suo giovane e comunque come l'altro giovane partecipante indiano Pragna, e così via fino in fondo alla classifica. E qualcuno avrà notato che in basso alla classifica ci sono nomi molto importanti. Tra tutti, ovviamente, quello di Magnus Carlsen, che in questo momento si trova 11° in classifica con soli 2 punti. Come vedete, 2-0. Se al quarto turno ha perso contro Anish Giri, giocatore olandese, al quinto turno ha perso niente poco di meno che contro il primo in classifica, contro questo giovane ragazzo uzbeko, ed è proprio questa la partita che vi proporrò quest'oggi. Vediamo un po' cosa è successo. Seconda sconfitta consecutiva per Carlsen, e credo che sia qualcosa che non accadeva dagli ultimi 15 anni, se non erro. Apertura inglese. Il bianco inizia la sua partita con C4, dopodiché il nero risponde con C5. Dovete sapere che esistono alcune aperture, come l'apertura inglese, dove il nero può cercare di creare simmetria. Nella simmetria, come vedete, infatti qui sono più o meno le stesse mosse, nella simmetria è facile che si possa andare verso un sentiero tranquillo. Quindi se io sono da nero contro un giocatore molto quotato, immaginate che io vado in un percorso tranquillo, probabilmente avrò più possibilità di pareggiare. Il bianco gioca E3, Carlsen gioca E3, e qui, come non detto, Abdusattorov decide di giocare E5. E5 rompe immediatamente la simmetria e chiaramente fa capire che non vuole permettere con molta facilità la spinta D4 al bianco. La partita continua, alfiere E2 e adesso D5, mossa forte che fa capire che il nero non ha alcun timore reverenziale. I due si sono già incontrati, si sono incontrati in altre occasioni, al campionato mondiale Rapid, e 2 anni fa ha vinto proprio il giovane uzbeko, mentre l'anno scorso, come sapete, Carlsen ha vinto il titolo Rapid e tra i suoi avversari c'era proprio nuovamente Nodirbek. La partita prosegue, pedone per D5, il cavallo cattura lì al centro, a rocco corto, alfiere 7. Alfiere B5 sulla scacchiera, cercando di creare dei piccoli vantaggi che si possono ottenere rovinando la struttura pedonale avversaria. L'alfiere in B5 chiaramente inchiodo un cavallo difensore del pedone centrale, quindi sto minacciando la cattura con il mio cavallo, e dunque tra le tante minaccio sia la cattura di un pedone che anche quella di rovinare la struttura pedonale, perché a volte in alcuni casi potrei decidere, scelta molto impegnativa, di dare il mio alfiere di case chiare per rovinare la sua struttura. Per quale motivo ho detto scelta molto impegnativa? Perché l'alfiere di case chiare con tanti pedoni su casa nera, soprattutto i pedoni che vanno un po' verso il centro, diventa sempre uno dei pezzi principali della strategia del bianco. La partita prosegue, cavallo per C3, ripresa, donna C7 cercando di difendere e di mantenere il contatto sul punto C6 e a questo punto D4. D4 è il momento in cui il bianco cerca di prendere le redini del gioco, cerca di prendere il respiro da questa posizione e come vedete si libera cercando di aprire una posizione contro un re nero che per adesso è ancora al centro. La partita prosegue in questo modo, qualche cambio lì al centro, si va un po' verso la simmetria e adesso è di nuovo Carlsen che vuole cercare di prendere spazio, vuole giocare ha giocato questa mossa che da una parte è molto forte, molto interessante, e dall'altra potrebbe, tra virgolette, essere un bluff. Qual è l'idea? L'idea è concreta, vogliamo evitare che l'avversario possa roccare
corto e quindi se dovesse restare con il re al centro, probabilmente per me che sono il bianco è più facile attaccare. E qui, dopo un'analisi abbastanza profonda, il nero decide di accettare il duello teorico, quindi sacrificio di qualità. Carsen si trova con la coppia degli alfieri, in particolar modo con quest'alfiere fortissimo lungo le case nere e con questa donna che è pronta a intervenire anche lei stessa sulle case nere e soprattutto al centro della scacchiera. Il re del nero, come potete osservare, qui non è affatto al sicuro e quindi bisogna cercare di collocarlo da qualche parte, non possiamo arroccare corto e allora il nero decide che è il momento di arroccare lungo. La partita prosegue, torre C1, tutto contro il re. Se nelle prime mosse, quindi qualche minuto fa, raccontavo un po' che si poteva andare verso un gioco simmetrico molto equilibrato, come vedete le intenzioni di Carsen sono chiare. Carsen è il bianco, il giocatore più forte al mondo, il giocatore probabilmente più forte di sempre e vuole dimostrare di essere in grado di vincere. La partita prosegue, il nero effettua una scelta intelligente, decide di sacrificare, di non difendere il pedone G7 e di non perdere tempo in difesa per avere controgioco. Questa torre in G8 è sicuramente un buon proposito per la creazione di un attacco. La donna del nero, scusate, la donna del bianco in realtà potrebbe anche catturare questo pedone H7, che è un pedone goloso, però chissà, perché già ho aperto questa colonna, se poi apro anche l'altra mi ritroverò entrambe le torri pronte contro il mio re. È meglio non rischiare. Infatti Carsen fa una scelta pratica che è tornare indietro. Alfiere G4, cavallo E1, torre D1, il nero con la qualità in più, solido, cerca semplificazioni e qui le semplificazioni ricordate che aiutano sempre chi ha un vantaggio materiale. Quindi notevole e lodevole la strategia del nero che cerca di non complicare il gioco, cerca di non affrontare questo duello teorico dove probabilmente con la qualità in più potrebbe avere la meglio, ma sceglie binari più facili. La partita prosegue, torre D8, donna H4, l'alfiere si ritira su questa diagonale centrale, da una parte punta il pedonino A2 e dall'altra mantiene bellicose intenzioni sul lato di re. La partita continua, donna per H7, adesso che non ci sono più due torri in gioco, non ci sono più le torri del bianco, il bianco decide che è il momento di catturare il catturabile. Cattura questo pedone H7, Carsen in questo momento è in svantaggio perché ha la qualità in meno, però si ritrova con una bella isola pedonale, quindi 4 pedoni uniti contro questo pedone superstite del nero. Vediamo un po' come va. Alfiere B2, cambio in F1 e a questo punto donna C4 scacco fa capire che qualcosa potrebbe scricchiolare. Quest'alfiere non è difeso, questo cavallo non è difeso e sono tutti pezzi soggetti a possibili attacchi. La partita prosegue, cavallo C6, cavallo F3, è il momento di raggruppare i propri pezzi, cercare di portarli tutti in coordinazione in difesa del proprio re, finché si raggiunge questa posizione che la definisco critica. Ammetto che non ho visto tutta la partita in diretta, anche perché loro iniziano alle 14 tra i vari impegni, ho visto soltanto la parte finale e praticamente più o meno da questa posizione. Qui il gioco è parecchio sbilanciato, il software, quindi analizzando questa posizione con un software vi dirà ok, leggerissimo vantaggio per il nero, però fate analizzare questa posizione a un occhio umano, vi dirà beh, è complicatissima perché questo pedone è destinato a promuovere, questo pedone altrettanto, e chiaramente la donna con la torre potrebbero creare anche possibili attacchi. Non è così facile. Cavallo D4, scelta di Carsen, donna D5, mossa interessante e intelligente, lasciando il percorso libero a questo pedone che, richiamando un precedente video di qualche anno fa che ho registrato proprio qui su Matto Scacco, direi che fa carriera perché vuole andare verso la sua promozione. Donna C2, donna D6, scacco, occhio perché ti sto attaccando un alfiere che non è difeso e ovviamente qui il seguito obbligato è quello di giocare F4. Abdusattorov, quindi questo giovanissimo giocatore uzbeko dal cognome veramente difficile, ottiene
vantaggio in questa posizione. Sta pensando, sta cercando come svincolarsi dal fatto che la donna del bianco attacchi questa torre per poi catturare questo alfiere. E trova una soluzione, trova un seguito veramente pratico e veramente bello, che è questo, semplicemente restituire. Il giocatore che è in vantaggio spesso decide di restituire il materiale per ottenere una posizione più semplice. Quindi, torre per d4, la mossa della partita, l'alfiere cattura, il cavallo riprende e dopo pedone per, donna per f4, scacco. Dettaglio importante perché quando questo re si sposta oppure verrà difeso, il nero è in grado di catturare questo pedone. E come vedete, dal nulla, o meglio, dal nulla no, perché il nero ha creato questa posizione con tanta attenzione, si crea un parziale di 3 pedoni contro 2. 3 pedoni contro 2, un finale di donne, e dovete sapere che nei finali di donna i pedoni più avanzati valgono più di pedoni in più. In questo caso, tuttavia, il pedone più avanzato ce l'ha il nero, che ha anche un pedone in più, e quindi questa è una posizione molto comoda. Molto comoda, ma difficilissima da vincere. Siamo sempre a rischi da una parte e dall'altra di scacchi perpetui. E quindi Carlsen decide di lanciare questo pedone verso la promozione nel tentativo di cambiare il pedone A del nero, che è molto più pericoloso. Effettivamente la partita prosegue per questi binari e dopo donna H8 questo pedone è in presa, quindi il nero potrebbe il nero decide di cambiare il pedone laterale per questo pedone laterale, eppure il software, pensando, facendolo approfondire, trova una mossa veramente complessa, che è questa. Secondo il computer, donna F7 pari. Ok, è molto difficile immaginare dal punto di vista umano che nel momento in cui ho la possibilità di giocare un finale equilibrato, perché nonostante ci sia un pedone di svantaggio ci sono sempre tanti rischi di scacco perpetuo, è molto difficile dal punto di vista umano considerare di scartare il finale che probabilmente posso pareggiare ed entrare in una posizione molto complessa con questa donna in una zona poco chiara. È vero che la donna in F7 ovviamente sostiene un pedone che può andare a promozioni, potrebbe andare a promozione, mentre dall'altra parte il pedone libero è destinato a creare problemi. La partita prosegue, donna per E4, donna per A4, donna per H5 e questo è il finale che adesso inizia. Andrò un po' veloce, vi risparmio le 30 mosse consecutive, altrimenti questo video potrebbe durare un'ora e non tutti lo vedrebbero. Vi mostro un po' le posizioni chiave, quindi la posizione critica è sicuramente una di queste. Il nero decide che è il momento di portare il pedone in avanti, ma prima di farlo ha migliorato la propria donna, ha centralizzato la posizione della donna per poi cercare di progredire con il suo re. La donna in E5, chiaramente con questi pedoni molto avanzati, creano anche dei piccoli tranelli, perché il bianco purtroppo per lui non può cambiare le donne, quindi non può giocare mosse come donna F4 e dall'altra parte deve fare molta attenzione a qualche scacco, visto che il re è parecchio esposto, che permetterà poi al nero di cambiare le regine. Donna B4, re B7 e adesso Carlsen decide di giocare dal punto di vista pratico. Il finale è veramente difficile da difendere, però avrà più possibilità di difenderlo cercando di rimuovere i propri pedoni. Così questo re non avrà più il vincolo di restare in difesa di quel pedone superstite e cercherà di dirigersi verso la possibile promozione avversaria. Spinta del pedone cattura, ricambio e a questo punto il nero fa il suo compitino. Il re, un passo per volta, cerca di sostenere questo pedoncino lungo la sua promozione. La partita continua, la difesa, ve lo dicevo prima, è veramente complessa e quindi raggiunta questa posizione Carlsen è probabilmente consapevole che più quel pedone andrà in avanti, meno possibilità ci saranno di salvare il risultato. E come vedete questo re che aveva iniziato la sua partita e aveva iniziato il finale da B8 semplicemente ha eseguito questo percorso verso zone molto più sicure e ovviamente vuole raggiungere la casa critica, la casa importantissima C1 per poi sostenere la promozione del pedone.
Tante frecce che spiegano il piano del nero ed effettivamente la posizione è andata praticamente in questo modo. Quindi il re si è avvicinato abbastanza e a questo punto, dopo la spinta B2, a Carlsen non è rimasto altro che stringere la mano al suo avversario. Questa è una partita incredibile e importante soprattutto per il giocatore con il nero, giovane talento uzbeko, che rimette in discussione le potenzialità su chi può vincere questo torneo e prende il primo posto in classifica. Dall'altra parte Carlsen adesso ha il compito e l'obbligo di difendere e di recuperare le due sconfitte consecutive. Vediamo un po' se è terminata l'altra partita in gioco, quella tra Aronian e Keimer. In questo momento stanno ancora giocando, però come rivediamo la classifica, Nodirbek primo con 4 punti da solo, e dispiace tanto vedere Carlsen così indietro, così come dispiace vedere Gukesh, che è stato protagonista dell'anno scorso, ancora tardato indietro in classifica. L'invito, il solito, cerchiamo di seguire Matto Scacco, commentiamo, se avete spunti, domande, richieste, fate pure, e appuntamento alla prossima. Ciao a tutti!